Persichetti, un collega d'ufficio. Può essere che non hai mai sentito il mio nome? Che so, non ha mai detto quel carissimo amico mio Persichetti? No. Forse avrà detto quel simpaticone di Persichetti. Neanche. Sicuramente avrà detto quel fedentone di Persichetti. Come avete detto? Fedentone. Ah, sì, adesso che mi fate pensare con fedentone una cosa mi Allora ricordo. qualcosa gli ha detto? Sì, mi ha detto quel guardodone di Persichetti. Ma come cornutone? Adesso che ci penso bene ha detto proprio così. Quel gran cornutone di Persichetti. Oh, pure grande! Ma voi che volete da me? Che adesso vado a svegliare a mio fratello e gli dico fuori ci sta quel cornutone di Persichetti. No. Dite che fuori c'è Persichetti, lo scapolone! Come avete detto? Lo scapolone! Ah, sì, una volta mi ha parlato di un suo collega d'ufficio che viveva tutto solo e che mi voleva far conoscere. E sento che pure io ho perso l'autobus e come si dice, sono rimasta un po' zitella. Ah sì, ma come l'hai portato in gamba? Sono le cose che si dicono la sera dopo cena, quando uno tiene pochi malincoни nel cuore, tiene pochi enigmi. Ah sì, capisco, ma certamente non sono io il bersaglio di questo privilegio. Io sono un tipaccio! Ne sai che poco di parte. Guardate, caite voi se non io. E chi è che ci piace fare una partita con gli amici? Ma io bevo! Potete mangiare ogni tanto, me lo bevo pure. Ma io ho il fegato bruciato Ma dall'alcol! come siete esagerati? Ma che sono un zarrenne mai? Io sono una carognetta! Allora, coraggio di mio fratello. A voi sapete che cosa vi manca? Una mammarella? Una carciofola! Una mammina? Qualcuno che si prenda cura di voi. Signorina! Ma chiamatemi Cristina. Vabbè, ci proverò. Sì, provateci pure. Io penso che voi non conoscete bene i numeri. Ma certo che hanno sempre bisogno d'affetto. Intenga mamma. E anche molti amici. Vicino. Come dici che la canzone mi vicino. Ma che le parole. Ma mi mandate che tenere una figlia troppo bene. E la già conosco. Vieni, che sei incantato. Dai, insomma! No, perché mi sta parlando su Persichetti per andare! Vabbè, Giappina, che sei princessa? Quella era lui che mi faceva una cortege frenata. E io che dovevo fare? E poi mi ha capito qualche fondo. La conversazione non può durare più di 5 minuti. Ti devi mettere un gettone in bocca e fare una telefonata! Ma non tutte queste scimmette ce la faccio. Ma perché devo andare a fare? Esci e fatti vedere. Ma ti piace capire tutto quanto la gioventù mujer! Io prima che si vedono questi scippi da faccia all'ufficio non ci dormo perché poi la gente che ci ha armato per queste cose e poi si capisce che si è mujer! Ma che ce ne sanno? Ma allora come? A me ti sta scendendo pazzo. Senti, sorella, io ti ho lasciata libera di essere cretina per tutta la vita e tu mi lasci essere pazzo a me in santa pace! Guarda, mamma mia, che uomo impossibile. Che l'ha ragione tua moglie quando ti chiama Orlando Corusso. Perché mia moglie si chiama Orlando? Sì. Allora perché non mi la discutere la signora? Perché non me lo dici in faccia che torno io? Venga signora, si accomodi al parlatorio! Cristina! Ma venga lei! Cristi, sono scesa a comprare piatti e bicchieri, perché a furia di litigare ero rimasta senza munizione. Il cretino della casa aveva fatto una domanda. Perché c'è qualcuno in questa casa che quando non era passati, meno piatti e bicchieri dare senza spada. E allora meno. E meno di no, si era sposato ieri sciargino. Hai ragione, ma che hai ragione. Ma come ho ragione? Ma no! Non ti accostare! Perché altrimenti mi scordo che sono una signora. E te strano se salsa. Guarda via, ciao! Arredire da Satana! Ma poi ci dai scazzo e piano, ma capisci la tua casa? Ma allora io che rappresento in questa casa? Ma allora, chi sono io? Ho scassato raga! Io sono tuo marito, hai capito? Io sono il
Magari in un crocetto. E poi ricordati che nella mia famiglia l'uomo hanno portato sempre votazione! Magari mi scegli un momento. Ma guardate come stanno combinate! Come sto combinando? Ma discuteremo mettere un cazzone. Sei scoppiato il pallone. Signor, ma un cazzone, ma discuteremo mettere un cazzone. Lei diceva che sono venuto un po' di felicità a cazzone. Ma che la compriamo? Perché quando mi bevo queste cose non mi succedono. Quando mi lasci da euro, faccio fattare i colpi invece da euro. A proposito di ricordi, ma quando si mangia da sta casa, ne? Ambresta, vai, Ambresta! Ma devo tu qualche volta che stai già con un buffatore, capito? Ma vuole quattro tuoni da casa! Ma che fai, già sei tornato all'ufficio? No, papà, che non c'è chiuso proprio in ufficio. Hai fatto filone, hai fatto? Sì, rimane una vita fa giustizia! Proprio non la figherai davanti. Rimane ma da fa giustifica! Vabbè, non siete magari. E vabbè, quanto vuoi pretta e caccio? Scusa, prendete bagagli! Ma che è successo? Stamattina non l'ho buccato. Avete firmato l'armistizio? Sto scrucciando! Sto stanco, molto stanco! Tu sai perché sei stanco tu? Mi piace un drink da fare. Un drink da fare dalla visione una nozza. Guarda, non faccio partecipare più, non metti, lei va a spingere! Non dire niente! Adesso non capite parlare. Io sono una tomba, io sono nudo come un pescio. Magari noi anche, ma non si vede il film pornografici all'interno della visione. Il stesso minuto per minuto, stesso forte, magari o telecamera. Ecco! E posto venire lo sapete chi è? Senza rispetto, senza riguardo per una moglie legittima, un padre e figlio con me! Ma tu offendi! E quali per voi? No, dico, tu offendi, è una domanda! No! Non stato! Questo è proprio una bella custodia, noi. In scuola! Che stai a mettere in scuola? Apri la televisione notturno fino ai 3 anni! Ma quando mai? Fino all'1:30! Almeno fosse leale! Almeno dicesse, ma che a me mi piace vedere! Una moglie contegnosa che fa? Che fa? Signorilmente si alza, molto signorilmente cammina, o sputa e bacia quando viene in polizia, le dice pure parola che i poveri guaglioni non si sposano. Oh, guarda quell'uomo! E caccia l'occhio a fogliuazza! Ma dove vogliamo arrivare? È uno schifo, è un'indecenza, è un'esagerazione! Ma che ne? Vuoi fare il mandrillone? Ridare il cavolo da sia arrangiata! Maghi! Se capisci che per certi prurignienti fuori stagione che una moglie legittima non può consentire! Ma chi dà mai gli esteri? E non dirà problema! Ma sono state donne che si lasciano l'uomo ne pensano, studiano, si fanno l'educazione sessuale e a diventare depravati! Ma insomma, quello che dico io, non si può fare una mezz'oretta di distensione davanti alla televisione. Ehi, arrata via! Cavolo, non mi sono accorto, c'è provato tutte le camere che avevo tenuto. Ma che ti ridanno tu quando ci può fare niente? Vuoi fare me? Ehi, vuoi fare niente? Chiacchio, paperecchio, ci vede su. E che sto modo ancora non muore. Ma è l'acqua. Che mi faccio ancora più bene che la canzone vostra. Non mi piace, ma la faccio per Dio. La vecchia quanto è vecchia ha perso la virtù. La panza sempre vecchia e la chitarra non mi sono più. Voi scassate che si sulla sembra la marcia della Ida. Io modestamente ho sempre combattuto, capito? Anzi, sarei stato capace di fare pure 10 figli. E invece se no, uno su uno, perché se no, che educazione ne diamo? Che avvenire? Cioè, figlio non è fatto perché non si può. Alle grandi non si arriva di semineta. Ma come piace mirare, va? E poi a parte lì, o si no c'è tutto quanto faccio.
incazzare, fammi una tazzolella di caffè, non sto che zitto. Papà, ma facete per trovare la pace. La pace, pure io questo tua pace da sta casa, la pace che ne torto, che sarà nessuno che li porta, che me la cucina, e dicesse, fino a stasera mangiate qua. Vabbè, ma perché non prendete la taverna un pochettino, piano? Va bene, ma fa capire un po' che della versione a guardare, va bene? La chiesto lo fa sempre con tre, ma fa uno. Ma cavolo, per Questa è dannanza televisione, chi non dica la fatta aspettare, chi non dica la fa sosora. Certi, stammi a studiare sopra, classe anche la stanza. Buttati a piedi di tua moglie e ciclo buttoni, Cristi, sta massimo. Transita che la stanza, roba onesta e melapa! Ma non sa cosa aspetta la mia cara signora? Ho mandato a chiamare l'avvocato Biglietti, lo sto aspettando! Mi chiamate l'avvocato? Ormai è deciso, Cristi, mi separo! Mi separo! Divorzio! Io mi sono inventato persino un botto! Un prete mi inguaiò, l'avvocato mi salvò! Tu, un uomo che ha votato contro il titolo! Anche se documento ha capito! Io votai in bianco per lasciare la responsabilità agli altri! Perché sto carattere tuo, che le dice buone margherite quando ti chiamo con lo scherzo che cappello! L'avvocato! Questo era lui! Va! Certo, sta ma studiato! Tu prima quando passi di pensaci buono, perché tu devi andare a te per fare il mazzato, sa? Oh, Nando! I soldi mazzo! Certi, fuori ci sta l'avvocato! Capite quello che si va, vai! Certi, sta ma senti fuori ci sta! Ma che vuoi indossare? Ma lo brasi! E che ti crede? Metti in te, no, faccia sul serio! Un prete mi inguaiò, l'avvocato mi salvò! E poi chi si? L'avvocato della signora. Oh! È incomplerisce! La signora mi ha chiamato con urgenza, la telefonicamente, permette? Avvocato Stefano, matrimonialista specializzato. Piacere? Così che pure la signora ha messo l'avvocato, e ha chiamato d'urgenza, col 113! E sai che ne so che ci vogliamo fare? Scusate tanto, senti, siccome le cose si sono messe così, allora tu lo fai il signore e lo fai entrare dentro dalla signora e la vai a chiamare. Intanto io me ne vado nel mio studio e tu gentilmente mi chiami solamente quando arrivi il mio avvocato. Prego. Accompagna l'avvocato di qua, vai a chiamare la signora di là, chiamami quando vieni mio avvocato, mi hanno pigliato la cameriera, mi hanno pigliato. Ma tu resta un Prego. Grazie. Sì, e voi chi siete? L'avvocato Biglietti. E accomodatevi, ve lo vado subito a chiamare. Biglietti! Carissimo Antonio, che ansia deve aspettare! Posso dire una cosa? No. Allora Antonio, tu mi devi aiutare! Tu devi essere il mio salvatore! Io sto nelle tue mani! Ma se non mi dici? Antonio, io ho già sparato la moglie, ma... Ah, una separazione legale. Antonio, non ti distrarre, perché non senti, non capisci quello che dico. Io ho già sparato la moglie, ma... Una separazione legale. Io ho già sparato la moglie! Cioè, mi ho capito, sparti la moglie, una separazione legale, la stessa cosa. Ah, è la stessa cosa. Vabbè, vediamo però, Basta che non perdiamo tempo. Tu devi arrivare, adesso per davanti. Io mi devo separare da mia moglie e ho 1000 ragioni per farlo. E sentiamo queste ragioni. Ecco, vengo e mi spiego. Io apro la finestra, Venezia, chiudo. Io chiudo la finestra, Venezia! Se per caso io voglio scendere, niente, quando vuole stare segregata in casa. Se poi io voglio stare in casa, se può scendere a fare
forza. Insomma, per farla in breve, fa sempre il contrario di tutto. Ma me lo fa per ostacolarti. Che? Ostacolarti. Antonio, non parlare difficile, noi non ci capiamo e perdiamo le cause. Cerchi per ostacolarti, andarti contro. Bravo, per mia chi lo sentiva. E questo è niente, poi è rispustero, tutto in mano, nella mano santa proprio. A tavola per esempio si mangia solamente quello che dice lei. Io qualche volta vorrei che so, un bel piatto di pasta e fagioli. Vabbè che la pasta e fagioli è un cibo un po' scostumato, come dire, un po' ventoso. Però al di là di questo, richiamo almeno una volta, niente. E poi la sera, che non dico affanno, quando si ritira a letto, e una volta male capo, e una volta capisce a me, ognuno si mette a mezzo suo e a buonanotte. Ma no, qua sono diversi mesi che ognuno si fa le pizze sue. Non mi devi aiutare. Geppino, guarda, io ti voglio aiutare, ma per una separazione legale mica bastano i fagioli. Con i ciceri. Ah no! Geppino, dammi la stoppa! No, I bastoni. ma chi? E sparo. Ma signore! No! Ma sono cornuto là, santo! Geppino, dammi il lasso di spiegare! Ah, dunque, segui! Perché noi per una separazione legale abbiamo bisogno di diversi elementi. Ma per... Geppino, ma che mi hai? Ma nel tuo seguimi. Ma dici nel senso figurativo! Ah! Dimmi una cosa, facciamo una consensuale! Ma quale sensualità? Allora, ma l'hai detto fatto le pizze, no? Ceppi, facciamo una consensuale, nel senso che la mettete d'accordo. Ma adesso con così soldi ogni Ma che so, tanto sì, alla fine gli passiamo pure gli alimenti. Ma perché io voglio per cercare le nozze senza una linda sacche. Ma voglio per per strada, noi stiamo sempre morte fame d'inverno quando fa acqua, niente trova così.